Siamo in compagnia di Edoardo Granel, tecnico della BDL Minimotor Correggio, al termine di una vittoria per 4-3 contro l'Amatori Modena. Se uno legge la classifica vede Correggio adesso a quota 36 al secondo posto, Modena penultimo a quota 13, in pista 23 punti di differenza tra queste due squadre non si sono visti. No, anche quando abbiamo giocato là. Infatti tutte le partite sono difficili in questo girone, è vero che la classifica è un po' strana, no? Perché ci sono squadre lì che sono forti e sono in difficoltà, però sì, oggi è stata una partita veramente difficile. Con Edoardo Granel vorrei analizzare il primo tempo, prima volta in stagione che Correggio in casa non trova la via della rete. Cosa non è andato nel primo tempo, al di là della fase realizzativa che abbiamo detto, 0 gol realizzati, tutti e 4 i gol del Correggio che sono arrivati nel corso dei secondi 25 minuti? Sicuramente abbiamo attaccato malissimo il primo tempo, anche il gol che hanno fatto loro ci ha fatto un po' di fatica, abbiamo calato, non abbiamo giocato con ritmo, la palla troppo viaggiava molto lenta, così non va bene, non si può attaccare. Sempre dico che dobbiamo attaccare bene, strutturati e soprattutto difendere con lo stesso atteggiamento dell'altra squadra, che penso che non è stato così. Nel secondo tempo ci abbiamo messo più o meno alla sua altezza di grinta, di atteggiamento, di intensità, e per quello abbiamo sfruttato più opzioni di andare a porta. Però sì, è vero che il primo tempo abbiamo fatto dei cambi per trovare quello che ci mancava, però non l'abbiamo trovato. Nel secondo tempo però è arrivata una reazione decisa, secondo me a partire proprio dall'atteggiamento della squadra. Sì, quello era basico, mettere lo stesso atteggiamento che il Modena era il primo oggettivo. Dopo sì, abbiamo fatto il gol, penso che il primo è stato quello di Edo, che è stato un gol così un po' sfortunato per Luca e niente, abbiamo sfruttato la superiorità, il power play, loro gli ha fatto un po' fatica a fare i gol nella punizione prima, anche nel power play. Questa sera è stato molto bene Ciccio, che ha parato tantissimo, sono contento per lui. E niente, abbiamo difeso molto meglio nel secondo tempo che nel primo, quello penso che è la differenza. In bocca al lupo Edoardo Granel e al Correggio per il proseguimento della stagione. Crepi, grazie mille.